lavorare intanto in rete con la questura, come abbiamo visto dal protocollo, ma noi mettiamo in gioco dei professionisti che sono gli educatori diretti dal dottor Biasin, in collegamento con il consultorio familiare, col servizio ovviamente età evolutiva e anche con il SER, con le dipendenze, in modo tale da accompagnare il minore e poi lavorare con la sua famiglia, perché capiamoci che non è un lavoro sul singolo individuo, è un lavoro su un gruppo, che vuol dire familiari, vuol dire parenti, perché vanno messi in rete insieme per portare a casa il risultato. Naturalmente poi la rete la faremo anche con le associazioni che sono già disponibili di volontariato, i volontari insieme, ma anche con tutte le associazioni sportive, perché il passo successivo, oltre che andare a scuola e quindi con la scuola, è quello di impegnare questi ragazzi in realtà sportive o in realtà dove c'è bisogno di loro dal punto di vista etico, umano, perché c'è sofferenza, perché c'è bisogno che qualcuno aiuti, per esempio all'interno delle case di riposo, oppure anche i CEO dove c'è la disabilità, e loro possono aiutare i ragazzi a fare delle cose.